amici del calcio dilettante, il più cordiale buon pomeriggio. Stadio Umberto Capone di Vigasio, a Vigasio ovviamente, per la terza giornata di andata dell'Elettrone Eccellenza. È il girone A, di fronte il Vigasio e l'Albignasico Calcio. Rimessa laterale, c'è un fumatore da queste parti che mamma mia, Camarà di rigore, anticipato, ancora Vigasio, e ancora Boldini, riconoscibile dalla fascia al braccio, al polso destro, palla in mezzo, il colpo di testa del gol, e c'è il gol del Vigasio, il gol del Vigasio è di Federico Dal Compare, se vado a leggere bene, la palla pizzicata nell'area di rigore, secondo palo, arriva Federico Compare, porta in vantaggio Vigasio 1, Albignasico 0, gioco 12° del primo tempo. Camarà, vediamo cosa fa Camarà, adesso si decide di crossare in mezzo, la palla è buona per tutti, c'è un intervento molto pericoloso, calcio di rigore, intervento pericolosissimo e bruttissimo, si chiama anche la barriera direttore di gara, Michele Liviero. Antenucci, intanto la rincorsa di Andrea Antenucci e il gol di Andrea Antenucci, Vigasio 2, Albignasico 0, minuto 23 di questo primo tempo. Partiamo con il piede giustissimo. Marini, Conti, Boldini, sale Fabbri, palla subito a Fabbri, Scodella in mezzo, la palla è buonissima, non la aggancia né Antenucci né Camarà, peccato, è scivolata davanti al capitano. Conti a sinistra per Fabbri, l'altro esterno che va di gran percussione. Fabbri, area di rigore, Antenucci, è buona la palla per Andrea Antenucci e c'è il palo clamoroso di Antenucci, 30° di gioco, palo clamoroso di Andrea Antenucci, mamma mia, da quella posizione ha scaricato con violenza un bolide di destro. Riprendiamo il pallone, lo riconquistiamo. Camarà di prima, Antenucci per la palla del 3-0, Antenucci ancora. Jimmy Fortini, chiedo scusa. Fortini, non Fortin. Camarà per Antenucci, la palla è buona. No, è fuori gioco. Gol annullato Antenucci, 43 di gioco. Pasetto Selmin, c'è libero qua sulla sinistra Salvadori. Nessuno se ne accorge, Ciriaci per Antenucci, palla buona questa volta, Antenucci area di rigore per il 3-0, Andrea Antenucci per il 3-0 sì, Vigasio 3, Albignasico 0, contropiede micidiale del Vigasio, Antenucci questa volta non ha sbagliato, Vigasio 3, Albignasico 0, 44° doppietta per Andrea Antenucci, un bel gol freddo, lucido, implacabile in questo caso. Niente da fare, Albignasico non supera la metà campo, palla per Antenucci, la palla è buona per il 4-0, Andrea Antenucci si complica la vita per il 4-0 questa volta. Il 4-0 questa volta, non di Andrea Antenucci ma di Matteo Gritti. 4-0 Vigasio, minuto 4:52. Ancora il Ciriaci, Fabbri, Conti, lascia scivolare il pallone, la palla è buona secondo me per Andrea Antenucci, è buona, e palla buona per il 5-0, Andrea Antenucci, la palla del 5-0 che non arriva per 1-0. Tacco dell'Albignasico adesso, c'è calcio di rigore su questo atterramento di Bortolotto. Francamente discutibile, francamente molto discutibile. Francamente discutibile, 16°. Direttore di gara fischia, parte Bortolotto contro Bertolani. Bortolotto accorcia le distanze su calcio di rigore, è il 4-1 per favorire il tentativo di destro di Boldini. Boldini ancora, sempre in area di rigore, Antenucci si gira, poi arriva Miotto che meriterebbe il gol, il suo destro è centrale. Ecco Corti, sulla fascia destra, Camarà, la scodella in mezzo per Antenucci, fuori gioco. Battuto il calcio d'angolo, area di rigore,
Bravo Miotto, Pasetto, attenzione per Rotta, prova a sinistro altissimo. Palla per Tommaso Corti, che ci arriva e ci arriva anche bene, palla bassa per Antenucci, limite per Camarà che si coordina per un sinistro che riceve l'O del pubblico. Miotto, Boldini che ruba palla dalla via. Oh, bella questa palla per Tommaso Corti, limite dell'area Corti, palla per Antenucci, gol del 5-1, bravo Andrea Antenucci. Vigasio 5, Albignasico 1, 34esimo di gioco, tripletta per Andrea Antenucci, gol del 5-1. Ancora Marini. Dalla destra prova il traversone, no, passa Pier Alberto Pachera che scarica un sinistro dal limite. A sinistra abbiamo Fabbri, direttore di gara, dice che è finita qui, però il Vigasio batte l'Albignasico 5-1.